Domenica 14 dicembre incontriamo in casa il Real Valpolicella. Abbiamo assolutamente bisogno di punti, in qualche maniera l'abbiamo portata a casa, non abbiamo rubato niente e godiamoci questi punti che sono oro per la nostra classifica. Dirige l'incontro la signora Gaia Neri, assistita dai signori Filippo Fornasa e Giovanni Gatto. E col fischio dell'arbitro comincia il primo tempo la battuta del Valpolicella. Cominciamo attaccando, lancio di Olivieri, dopo qualche ribattuta la palla è conquistata da Ziviani che si lancia sulla sinistra del campo, crossa verso il centro, ma il passaggio è neutralizzato dalla difesa. Passaggio di Olivieri per Nardi che imposta il tiro, è leggermente sopra la traversa. Un po' più basso. E nuovo lancio di Olivieri per Residori che la mette per Ziviani, si invola seguito dai difensori, li supera, ma poi davanti alla porta c'è un muro, Ziviani cade e l'azione sfuma. Calcio d'angolo di Olivieri, la palla colpisce la schiena di Peritore e sfiora l'incrocio dei pali. Ziviani tenta un recupero, ma probabilmente la palla è uscita, l'arbitro ferma l'azione. E ancora un'azione Olivieri, Fiero, Peritore, la centra per i compagni, un tiro finale di Nardi che finisce a fondo campo. Ed è sempre Tin, il passaggio di Ziviani è intercettato, Nardi recupera, la mette per Residori, combatte con i difensori, poi la palla arriva a Fiero che fa questo tiro ma c'è fallo. Adesso è Fiero che serve Ziviani sulla destra del campo, controlla e si libera del difensore, è contrastato ma egoisticamente vuole provarci, la palla finisce a lato. E finalmente si vede il Valpolicella, Bellamolli la mette per Leso che la spara sulla rete alla destra della porta di Peritore. E altra bella discesa sulla destra del campo di Ziviani che centra, il tiro è ribattuto e l'azione sfuma. Rimessa e scambio Peritore-Pasini e tiro di Peritore che si è a lato. Rimessa da fallo laterale, scambio Ambrosio-Residori, poi Ambrosio si lancia in un'azione forsennata verso il centro dell'area, la mette per Fiero che serve Peritore, il suo tiro dalla distanza sfiora il palo alla destra della porta di Massalongo. Adesso vediamo questo fallo su Ziviani che è malconcio, deve farsi curare e lasciare momentaneamente il campo. Azione Arduini-Pasini che dalla destra del campo centra, Massalongo anticipa Residori e respinge. Sul proseguo la palla arriva a Ziviani che venne fermato in questa maniera. Adesso è Valpolicella, De Marco recupera palla, serve un compagno, il suo tiro è parato a terra da Peritore. E siamo ancora pericolosi su questa azione, rimessa di Ambrosio, Ziviani per Residori che la mette per Nardi. Passaggio al centro per Ziviani, è contrastato al momento del tiro, la palla è a lato. C'è qualche protesta ma per l'arbitro tutto ok. Prima di chiudere il tempo vediamo questa punizione del Valpolicella, dopo qualche ribattuta la palla è tra le braccia di Peritore e guardiamoci anche questa punizione battuta da Olivieri, il suo tiro è respinto da Massalongo, Residori recupera palla, fa un tiro verso il centro, nuova respinta, poi c'è il fischio dell'arbitro che chiude il primo tempo.
Sostituzioni nel Santa Lucia, prima dell'inizio del tempo, Peritori è sostituito da Belfante, Residori da Varano. Comincia il secondo tempo, batte il Santa Lucia. Azione Valpolicella, Savoia serve Bellamolli che tira, colpo di testa di Leso e traversa. Sul proseguo dell'azione la palla arriva a Zardini che spara sopra la traversa. Ed è ancora Zardini ad essere lanciato sulla destra del campo, arriva a fondo campo, si prepara il tiro che sorvola la traversa. E in questa azione ancora Ziviani ad essere abbattuto, è Dolorante, deve essere sostituito, entra Riva. Ziviani. E adesso Olivieri è servito sulla sinistra del campo, fa un tiro dalla distanza che finisce tra le braccia di Massalongo. Poco dopo in questa azione Badia viene atterrato in questa maniera, per l'arbitro tutto regolare. L'infortunio è abbastanza pesante, deve essere sostituito, esce dal campo ed entra un esordiente, Matteo Prota. Olivieri per Ambrosio che c'entra, Nardi l'aspetta, Varano la tocca, la palla esce. Colpo di testa di Belfante per Prota che lancia Riva, controlla e vola verso la porta, ma il suo traversone esce di 1 millimetro a lato. Azione di Bellamolli che apre sulla destra del campo, Puttini riceve palla, si lancia in un'azione personale a fondo campo, tira ma Peritore para. Azione Varano, Nardi, Benfatti, il suo tiro debole, Massalongo para. Adesso è Ambrosio che serve Olivieri, si invola sulla sinistra del campo, supera un difensore e poi centra, Varano spara, Massalongo respinge. Battuta di Olivieri da calcio d'angolo, Nardi mette di testa sopra la traversa. Prima sostituzione Valpolicella, Puttini per Iurato. E azione in cui arriviamo a rete, lungo lancio di Olivieri, Riva scatta e con un pallonetto la mette dentro. È una liberazione, lo aspettavamo da tanto tempo, speriamo di portarlo alla fine. Reazione del Valpolicella con questa bella azione, il tiro finale è parato a terra da Peritore. Nel tentativo di recuperare il risultato, il Valpolicella procede con altre sostituzioni. 18. Dopo questa rimessa da fallo laterale di Bellamolli, il tiro è respinto, c'è De Marco che spara alto sulla traversa. Sostituzione anche per il team, entra Viola ed esce Fiero. E dopo questa rimessa la palla arriva a Baffa, il suo tiro sfiora la traversa ed esce a fondo campo. La pressione del Valpolicella non si è mai esaurita, innescando furiose mischie al centro della nostra area. E sul finire questa ultima emozione, lungo lancio di Prota in avanti, respinta incauta di Massalongo che serve Varano che si lancia contro la porta e fermata in questa maniera l'arbitro concede il rigore. I 3 punti ci sono, il gol non ci serve, è inutile infierire
contro il Valpolicella, Varano se lo fa parare. Non è il primo che sprechiamo al 90°, con altre squadre non possiamo permetterci questi lussi, cerchiamo di essere più convinti e più precisi nelle esecuzioni.